Allora, è sabato, sono tornata a casa, cioè mi sono fermata dai miei a far vedere la macchina. Adesso sono tornata a casa. Ho spento la macchina, stavo cercando la chiave, da girare la chiave per spegnere la macchina. Non c'è la chiave, ce l'ho in tasca, perché questa non c'è la chiave da mettere. E quindi ero qua che cercavo ho fatto proprio il movimento con la mano come per spegnere la macchina normalmente, invece no. Adesso vado a fare da mangiare, a pulire casa, a fare da mangiare. Oggi è una giornata molto ventosa, fredda perché è arrivata la neve e quindi si sente parecchio il cambio drastico di temperatura, perché ieri c'era caldo. Ieri sembrava estate dal caldo che c'era. Oggi sembra inverno quasi. Va bene, io vi abbandono di nuovo, era solo perché mi è venuta sta cosa di girare la chiave, ho detto che scema che sono, non c'è la chiave. Va bene, dai. Vi faccio vedere la macchinina. Questa è la Kia Picanto GT Line, quindi quella sportiva. 100 cavalli, va bene, accelera bene, si sente che è una sportiva. E devo ancora studiarmi un attimo il menu più che altro qui sul cruscotto, quello non dello schermo della TV qua, ma quello dove ci sono tutte le impostazioni proprio della macchina. Si guida bene, devo abituarmi allo sterzo così morbido. In realtà Franz si è accorto che lo sterzo si adatta alle condizioni meteo. Ieri con la pioggia era un po' più rigido, senza pioggia invece più morbido. Io abituata con una macchina vecchia, c'è una bella differenza. Eccola, ha i profili rossi e niente. È semplicissima in realtà di fuori, non è niente di che. Il bagagliaio è piccolino, ma insomma bellina, dai, ha i vetri scuri di serie, che comunque si vede dentro, ma sono un po' più scuri, la cosa mi piace. Non è una macchinina anonima, insomma, si riconosce. Ho raccolto un po' di noci, sono poche in realtà. Adesso lo metto sul tavolo. Fufi! Ciao! Bah, non sono tante, erano tutte mangiate o marce. Me le appoggio qui. Ecco. Ci siamo fermati a fare benzina e vedere se ci accettano i buoni, perché la nostra azienda ci ha dato i buoni carburante. Sono 130 euro a me, 130 a Franz, ce li aveva dati a luglio, e dobbiamo capire se li accettano o meno. Qua la benzina è a 1,679, gasolio 1,779, lassù costa di più. Vai nella busta Amazon, vai. Vai. Che bella! Qua c'è qualcuno di curioso. Ecco. È interessante quella? Ma qualcuno entra lì? Dai. Sabato 24 settembre, Pepe, avete visto, si è accomodato nella busta di Amazon. Cosa mi è arrivato da Amazon? Vi faccio vedere adesso che cosa mi è arrivato, perché devo ancora aprire la scatola, però vi faccio vedere, guardiamo insieme. Dunque, ho comprato questa, una stufetta, però cambio impostazione. Allora, ci hanno messo 2 quintali di scotch, avevano paura che scappasse dalla scatola, a quanto pare. Qui il bagno è tutto bianco, ma l'ho presa nera. Premessa, l'ho presa nera perché costava 5 euro in meno. Vuoi non risparmiare, insomma, 5 euro in meno, se non dovesse funzionare, 5 euro risparmiati. Sa di plastica, chiaramente nuova. Poi praticamente dobbiamo mettere su
questo, e questa è aria fredda, puzza di bruciato, c'è una puzza di plastica incredibile. Questa è aria fredda, quindi questa è solo aria fredda. Questa è la potenza più bassa e non sento assolutamente niente, ma basta fare così. Sì, si sente già. Che bella, ma che meraviglia, è caldissima, non serve metterla al massimo della potenza. E quindi questo rimane fermo l'aggeggio. Se io vado a mettere qua, ruota, cioè ruota non del tutto, ma diciamo che riesce a scaldare meglio l'ambiente. È molto interessante questa stufetta. L'ho pagata 44 euro e qualche spicciolo. Ma che bello caldo! E considerate che la temperatura è qua, cioè è qua, non è neanche al massimo. È calda, cioè qua scotta quasi. Ma ho già caldo io, Che acquisto che ho fatto. Adesso c'è Pipo. Adesso Pepe lo manda via. Fa tutti i bacini sulla testa, sì sì. Poi gli mette la zampa sopra così, poi pianta le unghie e Pipo deve scappare. Va, vediamo. Lo sapevo, io lo sapevo, lui fa così. Poi si lava, no? E se io non mi avvicino, ecco, va. Lui è così. E poi si lava la zampa che si è sporcato, cioè, no, non è normale. Ho portato dentro un pochino di legna, ho già preparato quella per accendere. Fuori oggi il tempo è bruttino, è grigio, hanno previsto brutto questo weekend, quindi peccato, vabbè, ci si riposerà alla fine. Bisogna anche riposare, no? Cioè sì, avete visto, 12 gradi, freschetto, sì. Ma stamattina non era particolarmente freddo, non c'era ghiaccio sulla macchina, mi pare fossero tipo 7 gradi, era relativamente caldo rispetto al solito, rispetto alle praticamente quasi tutte le mattine di questa settimana. Adesso è abbastanza fresco però, vabbè. Allora, adesso posiziono la stufetta finalmente, perché io quando devo farmi anche la doccia, in questo periodo qua, mi viene, io non ce la faccio neanche a spogliarmi dal freddo che ho in bagno. Allora, a 32 anni mi sono venuti i capelli mossi. Io non li ho mai avuti mossi, li ho sempre avuti lisci come spaghetti e adesso sono mossi. Sono ondulati, ma mossi, ondulati. Cioè, mistero. La stufetta l'ho messa qui, scalda molto bene, occupa meno spazio dell'altra. Wow, vado a dormire, ciao. Mi sono appena resa conto di avere ancora la scatola di quel caminetto elettrico, quello che avevo in bagno, ma io quello l'ho buttato perché si era rotto.